Buonasera a tutte e tutti. Grazie per questo invito a tornare in questo che a me pare più che un festival, è una comunità che ha una forza morale rara. È per me molto prezioso essere qui oggi in un tempo in cui abbiamo bisogno di comunità e abbiamo bisogno di tende in cui sostare in questa interminabile traversata del deserto. Ed è anche di questo che con Paola in qualche modo parleremo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è divenuta testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile ai nostri occhi. Cos'è dunque il cristianesimo? È quello delle radici che renderebbero l'Europa degna di governare il mondo? È la ragione per cui solo l'Occidente conosce la storia, come dice il catechismo reazionario, che vuole riscrivere la scuola della Repubblica e della Costituzione per legittimare la prosecuzione di un colonialismo che oggi passa attraverso il riarmo? Io la penso all'opposto e so che siamo in tanti a pensarla all'opposto. E se oggi vorrei partire dal mio essere cristiano, non è certo per ribadire o costruire o inventare una identità. Ho infatti imparato da Edward Said, questo grande intellettuale palestinese, professore a Columbia e cittadino del mondo, che, cito le sue parole, nessuno oggi è esclusivamente una cosa sola. Etichette come indiano, donna, musulmano, cristiano o americano sono solo punti di partenza che, se per un momento vengono seguiti nell'esperienza vissuta, sono poi presto abbandonati. L'imperialismo ha consolidato su scala globale una miscela di culture e identità, ma il suo regalo peggiore è stato quello di aver consentito a ciascuno di noi di credere di essere solo, soprattutto o esclusivamente bianco o nero, occidentale o orientale, cristiano o musulmano. E invece, proseguiva Said, gli esseri umani, proprio come forgiano la propria storia, forgiano anche le proprie culture e identità etniche. Certo, nessuno vuole negare la persistente continuità di tradizioni, antichi insediamenti, linguaggi nazionali, geografie culturali, ma non c'è alcuna ragione, oltre alla paura e al pregiudizio, per continuare a insistere sulla loro separatezza, come se quella separatezza fosse il fulcro stesso della vita umana. Invece, continuava, la sopravvivenza dipende dai legami, dalle connessioni. Per usare le parole di T.S. Eliot, la realtà non può venire privata degli altri echi che abitano il giardino. È più gratificante e più difficile pensare in modo concreto e comprensivo, contrappuntistico agli altri, di quanto non lo sia pensare esclusivamente a noi. Ma ciò significa anche non cercare di dominare gli altri, non cercare di classificarli o di inserirli a forza in un ordine gerarchico e soprattutto non ripetere continuamente che la nostra cultura o il nostro paese o l'Occidente è la prima o il primo fra tutti. Questa lezione di Said oggi è davvero particolarmente urgente. E dunque sì, il cristianesimo come una tessera fra altre tessere, non come un primato, come un percorso, non come una identità difesa da una fortezza e soprattutto non come dominio. Anche perché, se il Vangelo poi lo si legge davvero, si capisce che il suo messaggio è il contrario di ogni idea di dominio, di primato o di successo. Quando Gesù parla della pietra scartata, non parla di una pietra, ma parla delle persone.
C'è un passo dei Vangeli che mi ha sempre profondamente colpito, fin da ragazzo. È uno dei pochissimi passi in cui si parli di un monumento storico e artistico. Eppure Gesù spegne il timido entusiasmo estetico dei suoi discepoli con parole singolarmente dure, quasi sprezzanti. Siamo a Gerusalemme, siamo davanti al Tempio. Alcuni dei suoi discepoli gli fecero notare che il Tempio era adorno di belle pietre e di doni votivi. Ma egli disse loro: verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non rimarrà pietra su pietra. Siamo davanti al grande tempio rifatto da Erode, un monumento carico di secoli e di storia. E tutta la conversazione è imperniata sul verbo fondamentale per noi storici dell'arte: vedere. I discepoli fermano Gesù e gli dicono: ma tu non guardi? Non osservi? Non vedi l'arte, l'architettura, l'ornato, le suppellettili, gli oggetti di culto? Gesù li gela, prende le distanze da questo sguardo estetico, queste cose che voi ammirate, invitando a sua volta a guardare, ma con uno sguardo diverso. Ogni architettura, ogni scultura, ogni quadro è in rapporto con i corpi dei vivi e la bellezza non è nelle cose, ma è nel rapporto fra le cose e le persone. Credo che anche noi dobbiamo fare la nostra parte, cominciando a usare uno sguardo diverso da quello dei discepoli. Guardando le pietre, dobbiamo vedere non solo le pietre, ma i corpi vivi, che sono i soli che conferiscono a quelle pietre la bellezza. Diceva loro mentre insegnava: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti e hanno i primi seggi nelle sinagoghe. Divorano le case delle vedove e riceveranno una condanna più grave. E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò 2 spiccioli. Allora, chiamati i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché gli altri hanno dato del superfluo. Essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. La magnificenza del Tempio è dunque il teatro di una delle più dure condanne dei professionisti della religione e di una delle più dolci esaltazioni dell'amore semplice e povero degli scartati. È la povera vedova, non sono i farisei, che danno senso al Tempio. Ricordiamocelo guardando i cardinali che sfilano. La vedova è la pietra scartata, la persona marginale, povera, inutile agli occhi del mondo, ma è lei che riscatta il Tempio agli occhi di Dio. Quando Gesù parla della pietra scartata, è scartata perché inadatta, povera, strana, straniera, disabile, parla di se stesso e parla di noi. Il cristianesimo, oggi usato come arma della volontà di potenza, è invece tutto qui. La salvezza viene da ciò che è scartato, inutile, piccolo, guasto, marginale, disprezzato, ferito, sanguinante. E non si parla di astrazioni, ma di persone fisiche, concrete, individuali. Dice Simone Weil: ecco un passante, ha lunghe braccia, occhi celesti, una mente attraversata da pensieri che ignoro, ma che forse sono mediocri. Ciò che per me è sacro non è la sua persona e non è la persona umana che è in lui, è lui nella sua interezza, braccia, occhi, pensieri, tutto. E da Lorenzo Milani, al quale non andava bene veramente nessuno, ma che per Simone Weil provava venerazione, come scrive, si spinge a criticare su questo punto perfino San Francesco d'Assisi e dice: Francesco amava la povertà più di quanto amasse i poveri e voleva la perfezione cristiana più nello svestimento di sé che nel vestimento degli altri. Gli altri, le pietre scartate, che hanno un nome,
non una massa, persone, persone umane, le persone migranti, le persone povere, le persone torturate, le persone carcerate, le persone oppresse. Un altro Francesco, ai nostri tempi, ha visto tutto questo e speriamo che nella Cappella Sistina i cardinali ascoltino, come direbbe la mia amica Paola Caridi, il sussurro dello Spirito che soffia e sappiano tirare fuori un altro Papa amico degli scartati, nemico del potere. Papa Francesco usò per la prima volta questa espressione, gli scartati, a 2 mesi dalla sua elezione. Era il 16 maggio 2013. Disse: peggio ancora, oggi l'essere umano è considerato come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo incominciato questa cultura dello scarto. Da allora non smise più di usare questa parola. Oggi, ha detto un'altra volta, tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate, senza lavoro, senza prospettive, senza via d'uscita. Si considera l'essere umano come un bene di consumo. E non si tratta più di sfruttamento o di oppressione, ma di qualcosa di nuovo. Con l'esclusione resta colpita nella sua stessa radice l'appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, bensì si sta proprio fuori. Gli esclusi non sono solo sfruttati, ma sono rifiuti, avanzi messi fuori dalla porta. Quello che descrive il Papa è il nostro famoso Occidente. E lo diceva lui, che veniva dalla fine del mondo, il primo Papa non occidentale, il primo Papa non immerso in una cultura coloniale. In Occidente sono scartati i corpi delle donne, sessualizzati e ridotti a oggetti. È la premessa culturale dei femminicidi, buttare via la bambola che non serve più o non obbedisce più. Ma l'Occidente è bravissimo a scartare anche al suo esterno. Sono scartati i popoli che non sono come noi, troppo poco bianchi, troppo poco cristiani, soprattutto troppo poco funzionali ai nostri interessi. Se oggi c'è un popolo scartato, quel popolo è il popolo palestinese. Questo è lo scarto più grande del mondo, Gaza. Per questo, queste mie parole e quelle di Paola Caridi, che seguiranno, sono come legate da un unico filo. Papa Francesco, quando parlava di scarto, pensava che questo scarto si dovesse vedere. Per questo volle, negli aulici giardini vaticani, le sculture di Alejandro Marmo, un artista di Buenos Aires, la città del Papa, che era stato scartato lui stesso, un senza fissa dimora, e che si era riscattato trasformando in opere d'arte gli scarti industriali che raccoglieva nelle baraccopoli argentine, ed era lì che incontrò Jorge Mario Bergoglio. Nel loro primo incontro in Vaticano, Francesco disse all'artista: tu hai un dono di Dio, abbine cura e non venderti. Perché il ruolo dell'artista, disse il Papa, è contrastare la cultura dello scarto e denunciare, sono ancora parole sue, la sporcizia più brutta, il dio denaro. Marmo non è il primo artista a lavorare con gli scarti. Il più famoso è stato forse Vic Muniz, il cui straordinario lavoro nelle discariche brasiliane è stato raccontato al mondo dallo struggente film Wasteland del 2010. E qua vedete un David, la morte di Marat, rifatto con i rifiuti. Al centro del film c'è questo enorme, infernale immondezzaio di Jardim Gramacho, nello stato di Rio de Janeiro. Lì un sobborgo che si chiamava Jardim, cioè giardino, paradiso, e che era dotato di una preziosa zona umida, era stato trasformato in una delle discariche più grandi del mondo. La sfida di Muniz è far intravedere ancora, attraverso quell'inferno, il giardino, metafora antichissima del paradiso. In Italia
abbiamo Rodolfo Lacquaniti, che guardando alla lunghissima tradizione tosco-romana dei giardini, da Bomarzo fino al giardino dei tarocchi di Niki de Saint-Phal, decide di fare nascere un giardino nella Maremma toscana. Non acquista i materiali nobili della tradizione italiana, ma va in giro cercando gli scarti industriali, quelli con cui ha costruito questa balena, per esempio. Li raccoglie, li toglie dal paesaggio, dalle spiagge e trova lamiere, bottiglie di vetro, ma anche i tubi futuribili che piovono a terra dai cacciamilitari che decollano dalla vicinissima base di Grosseto. E ancora, l'opera di Edoardo Malagigi, nella quale i rifiuti diventano la materia prima per chi ha il coraggio di dire la verità sul proprio tempo. Fare arte con gli scarti. Beh, c'è un metodo in questa follia e quel metodo è il ribaltamento della gerarchia. Abbandoniamo la retorica glaciale, mortifera della bellezza attraverso lo scarto e così riusciamo a riconnetterci a un'arte che ci libera, che non ci fa clienti o consumatori, ma che ci rifà persone. Se in un pianeta finito la crescita infinita è un delitto contro l'umanità, anche l'arte non deve crescere, ma decrescere. Ed è questo il suo modo di indicare al genere umano non una postura di dominio, possesso, ma di cura, accudimento, custodia. Solo così, umano e non umano, possono tornare a vivere in pace. E poi ci sono altri modi di usare i simboli legati agli scartati. Giovanni De Gara, un artista fiorentino, mette sulle porte delle chiese le coperte d'oro, le coperte termiche, con cui soccorriamo i briganti in mare. Scusate, è un lapsus freudiano, perché volevo dire quando soccorriamo i migranti in mare, quando qualche brigante al governo non ci impedisce di farlo. E queste porte... Queste porte d'oro che fanno grande scandalo appunto nel dibattito politico italiano, ci ricordano il significato delle porte. Ne parleremo domani qua presentando un bellissimo libro sull'educazione e il patrimonio culturale della sovrintendenza di Udine. Le porte, le soglie, le frontiere e l'oro povero, poverissimo, dei più poveri di tutti, i migranti. Fare arte con gli scarti, beh, non è un'idea occidentale. Qualche settimana fa in Vietnam ho potuto conoscere di persona quello che per secoli si è fatto. Nel 1776 il poeta vietnamita Le Quy Don scriveva che nella città di Hue, l'antica capitale imperiale che tutti conosciamo per le scene terribili e bellissime di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, a proposito del primato morale dell'Occidente, scrive questo poeta che in questa capitale ci sono metri e metri di parete decorate con pezzi di porcellane rotte e poi ricomposte in forma di dragoni, fenici, fiori, erba, paesaggi. Durante la dinastia Nguyen, templi e tombe regali sono un trionfo dell'arte di scarto. Ciò che era stato gettato diventava la cosa più bella e splendente. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Nella tradizione italiana abbiamo detto la stessa cosa in un modo diverso. Pensiamo alla Cappella Brancacci, nella chiesa del Carmine a Firenze, un luogo unico nella storia della cultura europea, un luogo a me particolarmente vicino e caro. Qua un artista 25enne, che sarebbe morto 2 anni dopo, Masaccio, cambiò il corso della storia dell'arte, portando sull'altare lo spazio e i corpi del mondo reale. Bernard Berenson lo chiamava un Giotto reborn, un Giotto tornato, vivo, rinato. Fu capace di rovesciare le sorti della pittura occidentale, fece scorrere nei suoi colori, disse Giorgio Vasari, il vero e il naturale, come Giotto, più di Giotto, come solo Caravaggio seppe fare dopo di lui. E Roberto Longhi immaginò che nella sua strada da Bergamo a Roma Caravaggio si dovesse essere fermato in questa cappella. Non ci sono prove, ma è molto suggestivo immaginare Caravaggio inginocchiato di fronte agli affreschi di Masaccio. Ora i corpi gettavano ombra
i nudi tremavano dal freddo, i ritratti si riconoscevano al primo sguardo e le vie di Firenze, con le colline, con le case, col bianco degli intonaci, diventavano la scena prospettica, abitabile, credibile in cui ambientare la storia sacra. Commentando i due riquadri con San Pietro che risana con l'ombra gli storpi e la distribuzione delle elemosine, che vedremo dopo, lo storico dell'arte Aldo Galli ha parlato del protagonismo dei miserabili e ha scritto: a livello sommo dei pezzenti, le cui teste frementi di dignità dolente nessun altro pittore del Quattrocento saprà mai eguagliare, non corrisponde l'altezza del gruppo dei santi, cioè per Masaccio i corpi degli scartati sono più belli dei corpi dei santi. Non sono corpi qualunque quelli che ritornano nella realtà, sono i corpi scartati, sono i corpi dei poveri. Un'immagine, quella di quella incredibile madre povera con il bambino che non ha neanche un panno per coprirsi e che ha quell'aria imbronciata, il contrario della graziosità. Eccolo qua. Una specie di Madonna povera che possiamo confrontare con una delle icone della fotografia sociale del Novecento, la famosa Madre migrante di Dorothea Lange, uno scatto realizzato in California nel 1936, al tempo della Grande Depressione. La muta eloquenza del ritratto di questa bracciante senza fissa dimora americana non parla in astratto della povertà, ma proprio come la pittura di Masaccio e proprio come diceva Simone Weil, rende eterno il corpo di una singola donna povera, una vera, in carne ed ossa, e ci obbliga a contemplare lo spettacolo della diseguaglianza. È possibile pensare che dipingendo quella incredibile presenza, Masaccio avesse in mente proprio il paradigma per eccellenza di una figura di donna che regge un bambino, la Vergine Maria. In questa Madonna della strada che tende le mani e con tutta la dignità del mondo guarda negli occhi un San Pietro incapace di sostenerne lo sguardo, eccolo qua, egli riesce ad inverare la storia sacra nella carne e nel sangue del popolo, come a pochissimi altri artisti è stato dato di riuscire prima e dopo di lui. Rappresentare la realtà significa dire la verità, anche sul tradimento di Anania, lo vediamo stramazzato ai piedi dell'Apostolo. Perché? Perché aveva truffato la comunità pensando al suo profitto privato. Perché sì, la povertà è sempre il risultato di un furto, quello dei beni comuni a tutti donati gratuitamente e poi sottratti da pochi imperdonabili ricchi. E quando alla fine del Seicento un nuovo ricco, il marchese Feroni, che aveva fatto soldi col commercio degli schiavi, portando decine di migliaia di persone con le sue navi fiorentine da Amsterdam all'Africa e poi alle coste americane. Quando il marchese Feroni vuole comprare la Cappella Brancacci per rifarla barocca e distruggere gli affreschi di Masaccio, che sembravano ormai vecchi e dunque da scartare, chi è che insorse? Non gli intellettuali, ma il popolo minuto dell'Oltrarno, i poveri, perché non era mai capitato loro di vedersi ritratti sugli altari e dunque difesero quella cappella. Il patrimonio culturale non veniva difeso dall'elite, veniva difeso dagli scartati, perché degli scartati era stato capace di parlare. Lo scarto, dunque. La sua polisemia, la polisemia della parola scarto, è per i linguisti casuale, ma ai miei occhi è felicissima. Nella sua forma, nella lingua italiana, si trovano a confluire due storie etimologiche diverse fra di loro. Lo scarto, lo abbiamo detto, è ciò che si scarta, ciò che si butta via. La seconda scelta, che si lascia ai margini. E questo significato viene probabilmente da scartare nel gioco delle carte. Sono le carte che butto via perché non mi servono, come le persone di cui parlava Papa Francesco. Ma, in italiano, lo scarto è anche il movimento improvviso, il movimento imprevisto che riapre i giochi e cambia il paradigma. E questo significato viene invece dal latino exquartare, tramite il francese écarter, separare, dividere, imboccare strade diverse. Dunque, la periferia, il margine, come scarto, nel duplice senso di ciò che è stato scartato e di ciò da cui potrebbe venire lo scarto,
la mossa del cavallo che cambia il gioco. Periferia come scarto è il titolo di un paragrafo di un classico saggio di Enrico Castelnuovo e Carlo Ginzburg su centro e periferia, storia dell'arte Einaudi, primo volume 1979. Lì si discutono i limiti dell'impianto fondativo della storia dell'arte italiana, quello delle vite di Giorgio Vasari. E si legge: in qualche rara occasione possono nascere opere meravigliose senza vedere Roma e Firenze, diceva Vasari. Quella specie di miracolo che aveva permesso la nascita fuori dal centro di opere meravigliose. Non è un miracolo che si spinga fino a fare della periferia un luogo alternativo al centro, ma è comunque un luogo seminale da cui può venire qualcosa che dal centro può non venire mai. La periferia come sede di elaborazioni alternative più libere per una ragione, perché più lontane dal potere e dal controllo e, come avrebbe detto Michel Foucault, dal disciplinamento. La periferia è un laboratorio. I margini sono il luogo da cui può venire la salvezza. Utilizziamo scarto, dicevano Ginzburg e Castelnuovo, nella particolare accezione di spostamento laterale, improvviso, rispetto a una traiettoria data. È l'accezione che si usa, per esempio, parlando di certi movimenti dei cavalli. Lo scarto è insomma una specie di mossa del cavallo e l'uso di questo termine consente di evitare espressioni connotate negativamente come deviazione o simili. L'idea forte è che la soluzione di molti dei problemi che i centri non sanno risolvere possa venire, dicevano loro, da quell'Italia municipale, non regionale, che è esistita per secoli, indomita, troppo vigorosa e aspra per essere selvaticamente paga di sé, per potersi chiudere nel suo guscio, ma troppo anche per accettare una docile subordinazione politica o letteraria alla nazione. E queste sono parole di Carlo Dionisotti. Questo vale per l'Italia, ma vale anche per il mondo. Non per caso, lo dicevamo, a parlare di scarto è stato Papa Francesco, il primo Papa non occidentale, non europeo, non interno ai confini dell'impero, non impregnato di pensiero coloniale. Affacciatosi alla loggia delle benedizioni disse: siete andati a prendere il Papa alla fine del mondo. E non si può non ricordare che alla fine della sua vita sarebbe voluto andare dove il mondo oggi finisce, cioè a Gaza. Dunque si può provare a scartare di lato. Citiamo De Gregori: si può vivere come la locomotiva che ha la strada segnata, o si può provare a comportarsi come il bufalo che può scartare di lato, una famosa canzone di Francesco De Gregori. E la Bibbia, avviamoci verso la conclusione tornando all'inizio, il cristianesimo che sembra il fondamento del primato di un Occidente che scarta, la vogliamo leggere a scuola? Io sono a favore, leggiamola veramente. Il Dio della Bibbia è il Dio che ribalta sistematicamente la logica umana della forza. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi la offrirà la salverà. È un Dio misterioso, contrario alla logica umana. Le sue vie sono diverse, paradossale, vie in cui vince chi perde, in cui trionfano la debolezza e la povertà. È il Dio che suscita una discendenza in Abramo e Sara, privi di ogni vigore. Una promessa così fuori dalla prospettiva terrena che Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise di Dio e pensò: ma a uno di 100 anni può nascere un figlio e Sara che ha 90 anni come potrà partorire? Ma il Signore disse ad Abramo: c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? È il Dio che usa David, fanciullo inerme, per sconfiggere un prodigo di forza, il gigante Golia, contro ogni ragionevolezza. E infatti Saul aveva detto a Davide: non puoi andare contro questo filisteo, tu sei un ragazzino. E una donna, Giuditta, che uccide il potente Oloferne. Quando nella mia Firenze si deciderà di mettere in piazza della signoria Giuditta che decapita Oloferne, l'araldo del comune, siamo all'inizio del Cinquecento, dirà: non sta bene vedere in piazza la donna che uccide l'uomo. Molto più rassicurante il contrario, naturalmente. E infatti sul ratto della Sabina, uno stupro di gruppo, nessuno ebbe nulla da ridire qualche decennio dopo. Il Signore Onnipotente, dice Giuditta, ha rintuzzato i maschi
per mano di una donna. Perché il loro capo non cadde contro giovani forti, né figli di titani lo percossero, né altri giganti lo oppressero, ma Giuditta, una piccola donna. È la Bibbia. Un Dio che esplicita e comunica agli uomini questo continuo ribaltamento di prospettiva. Rende vani i pensieri degli scaltri e le loro mani non ne compiono i disegni. Coglie di sorpresa i saggi nella loro astuzia, manda in rovina il consiglio degli scaltri, fa andare scalzi i sacerdoti, rovescia i potenti, toglie la favella e priva del senno i vegliardi. Naturalmente questo filone del Vecchio Testamento si compie nel Nuovo Testamento nel canto di Maria, il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. E questi ultimi versetti furono censurati quando il Magnificat fu cantato in uno stadio a Buenos Aires durante la visita di Giovanni Paolo II, quando Pinochet governava l'Argentina. Non si poteva far dire alla Madonna che aveva rovesciato i potenti dai troni e che aveva rimandato i ricchi a mani vuote. E quando il potere censura la Bibbia deve essere letta. Sarà Paolo, come sempre, a codificare tutto questo nel modo più forte e più chiaro. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Ti basti la mia grazia, dice Dio a Paolo, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Quando sono debole è allora che sono forte. Parole, direte voi, ma le parole sono veramente importanti, sono capaci di cambiarlo il mondo. Pensiamo all'espressione abile e arruolato, me lo diceva sempre il mio nonno quando avevo qualche successo, tipo una promozione. Bravo, abile e arruolato. Nonno era fascista, aveva fatto la guerra con grande entusiasmo. E che cosa voleva dire? Si compiaceva di un nipote abile, sano, capace, normale. Normale? Una parola che dovremmo bandire dai vocabolari. E non solo perché visto da vicino nessuno è normale, diceva Franco Basaglia, ma perché normale è una parola che normalizza. Viene scartato chi è fuori dalla norma, chi non rientra nel canone. È una parola, diciamolo, che oggi viene usata in modo fascista. E non per caso i nuovi fascisti, quelli al governo, dicono che con loro siamo tornati alla normalità. È una campagna di questi giorni. Perché? Perché il linguaggio non è più inclusivo. No. Come le classi della scuola, che si vorrebbero senza stranieri e senza disabili. Devono stare fuori perché disturbano, devono essere scartati. Abile e arruolato. L'abilità serve a fare la guerra, a uccidere. Se questa è la normalità, la salvezza viene dallo scarto. Mai come oggi ci serve allora lo scarto di lato degli scartati. Ci serve la debolezza, la sconfitta, l'insuccesso, l'imperfezione, la rottura. È dai margini che viene la salvezza. Se solo siamo capaci di ascoltare, se solo siamo capaci di vedere, allora la pietra che i costruttori hanno scartato può diventare testata d'angolo. Per questo noi dobbiamo salvare Gaza, perché è Gaza che salva noi. Grazie. Grazie. Nascondono i corpi agli occhi del mondo, i sudari di Gaza. Oppure no, non è vero. Anzi, è vero il contrario. Li mostrano attraverso un simulacro, una parvenza di corpo, la rappresentazione di una vita che era. Sono loro i sudari a difendere i morti dall'oblio, i morti ammazzati palestinesi, a coprire i loro corpi, cioè,
proteggendoli con antica pietà dagli occhi del mondo. Occhi indifferenti, se ci pensiamo, oppure talvolta volgari, voyeuristici, da guardoni. Sono i sudari, i teli funerari a dare ai morti la dignità che abbiamo fatto perdere ai vivi, per ignavia, indifferenza o paura. I teli bianchi, le sindoni che nell'antica e presente tradizione islamica avvolgono il corpo del defunto, si sono fatti strada in modo dirompente nella nostra vita, nel piccolo raggio d'azione dei nostri occhi, spesso distratti. In silenzio, ma con una progressione inesorabile, macchie bianche nelle rare immagini di Gaza che vengono trasmesse dai TG, involucri bianchi a cui si aggrappano i parenti e piccole oscene caramelle, oscene per la nostra inabilità a fermare il massacro, che i padri portano nelle loro braccia, percorrendo a piedi la strada verso una sepoltura spesso improvvisata. Non lo avremmo mai immaginato, eppure i sudari di Gaza fanno parte ormai degli oggetti comuni del nostro tempo crudele, tempo di genocidio. Teli bianchi che inondano da 1 anno e mezzo Gaza, in mezzo alle macerie, alle case, alle decine di ospedali distrutti. Inondano Gaza come, al contrario, non si sono fatte strada acqua e cibo, gasolio e medicine per dare da mangiare agli affamati, da bere acqua, semplice acqua agli assetati, in una vera e propria carestia orchestrata dagli esseri umani, in un assedio di stampo medievale, come era già successo 1000 anni fa, proprio nella stessa terra, e spesso ad assediare eravamo proprio noi, a proposito di Occidente, nel tempo delle crociate, in una delle pagine più efferate della storia d'Europa e con la benedizione della Chiesa del tempo, un'altra Chiesa rispetto a quella che oggi sceglie il nuovo pontefice, chiedendo nelle congregazioni precedenti all'apertura del conclave di oggi il cessate il fuoco per tutte le guerre, per fortuna. I sudari dunque, i sudari di Gaza contengono, accolgono, proteggono, abbracciano i corpi dei palestinesi uccisi in questo 1 anno e mezzo di follia militare e politica, israeliana e internazionale. Quanti sono i sudari? E quanti sono dunque i corpi? Oltre 50.000 quelli accertati, almeno 10.000 quelli che non hanno avuto neanche la dignità di un sudario, di una tomba, seppelliti invece sotto macerie di cemento, sindoni di cemento. Quasi certamente di più i violati, smembrati, dissolti dalle bombe, mescolati alla sabbia, alle macerie, senza neanche la compassione di un telo che copre la morte. I bianchi teli funebri sono ora il segno della strage, del genocidio, il segno più evidente, quella macchia bianca che ci inchioda a una responsabilità umana di specie. Ed è come se per noi qui, per noi, si fosse rotta attraverso quei sudari la nostra amnesia collettiva, perché se ci pensiamo quei lenzuoli di cotone, lino, mussolina soprattutto, sono parte della nostra antica memoria, sono il segno di una storia lunga, antichissima, di 5.000 anni di storia di Gaza che precedono tutto, che affondano radici in popoli determinanti come i Cananei, come gli Egizi, migliaia di anni di storia e non solo la cronaca recente delle macerie di cemento e della sabbia su cui un popolo, il popolo palestinese, è stato costretto a un trasferimento forzato e ha dovuto erigere tende di fortuna. I sudari, anche i sudari dicono la storia di Gaza e del Mediterraneo che è lo stesso mare, sul cui orizzonte gli occhi dei palestinesi di Gaza si sono sempre posati, considerandolo un orizzonte che conteneva il desiderio di uno spazio libero e non invece blindato anche lo spazio del mare, perché percorso dalle navi militari israeliane e dunque un orizzonte chiuso.
A rifletterci con un po' di calma, di attenzione, i teli funerari sono uguali alle bende di lino da cui viene liberato Lazzaro e riportato alla vita. È successo ad Azzaria, a Betania, a pochi chilometri di distanza da Gerusalemme. Sono uguali alle stesse bende che sono nel sepolcro in cui Gesù Cristo era stato sepolto dopo la crocifissione, che vengono trovate a terra da chi accorre alla tomba, trovate da Simon Pietro e dall'altro discepolo, il discepolo che non viene mai nominato e che forse costringe tutte e tutti noi, chi crede e non solo chi ha fede, a prendere parte al mistero della resurrezione. Sono gli stessi teli bianchi, bianchi come il sudario, che è scritto ancora nel Vangelo di Giovanni, era stato posto sul capo di Gesù. Ed è il medesimo telo candido, in questo caso di seta, che la sera del 25 aprile scorso è stato appoggiato sul viso di Papa Francesco, ultimo gesto chiamato non a caso velazio, prima di chiudere definitivamente il corpo del pontefice nella cassa, dopo il saluto del popolo dei cattolici al suo pastore nella Basilica di San Pietro. Il velo, il telo, il sudario, il lenzuolo funebre, un pezzo di stoffa rende il corpo invisibile agli occhi del mondo e allo stesso tempo è come se proteggesse il defunto dalla vista della morte, dalla paura, dal terrore della guerra. Corpo incartato in questo caso, non più esposto, né un corpo scartato, messo da canto, al contrario, è corpo protetto alla nostra vista impietosa e impudica. Essere avvolto in un sudario, in un bianco lenzuolo funebre, potrebbe essere quel necessario recupero di umiltà e dunque di umanità. Nulla se non il corpo il sudario contiene, né orpelli né ricchezze. Diceva Papa Francesco, il sudario non ha tasche. Il corpo dentro il telo candido, non inquinato dal percorso della vita, per accompagnare come una tela non dipinta il viaggio più importante e più sconosciuto, una tela su cui scrivere il viaggio per il quale non abbiamo parole. È un telo candido di cotone anche quello che contiene la salma di sali. Del suo corpo si intravede solo il volume, è quello che è mostrato nella foto che ho scelto per questo testo. È il volume del corpo di una bambina di 5 anni, racchiuso in un sudario, nel telo bianco e nell'abbraccio avvolgente della sorella della madre, sua zia Inas, una donna poco più che trentenne che nel ripiegamento del suo di corpo sembra averne 100, 1000 e 1000 di anni. È la sopravvissuta che abbraccia la morte. A guardare bene l'immagine dei due corpi abbracciati non si vede nulla di questi corpi, tutto coperto da stoffe, o per meglio dire quasi tutto coperto. Il volto di Inas, la giovane donna, è completamente immerso nel sudario. Il velo giallo senape a coprire la testa, la lunga tunica blu che rende ancora più irreale il biancore che contiene il corpo della bambina, disteso in diagonale, poggiato sulle gambe di Inas. Non è ancora il momento della sepoltura, c'è il tempo breve dell'abbraccio e di un corpo che non è ancora e per sempre disteso. L'unico brano di pelle scoperto in questa pietà di Gaza è quella mano, la mano di una donna annichilita dal dolore, poggiata sul sudario per l'estrema carezza. Sali era una bambina palestinese di 5 anni, uccisa assieme a sua madre da un bombardamento israeliano a Khan Yunis, sud della striscia di Gaza, la città in cui è nato e vissuto peraltro Yahya Sinwar, il capo della Hamas di Gaza. Sono i primi giorni della guerra su Gaza, 10 giorni dopo il maledetto 7 ottobre del 2023. L'ospedale è però già pieno, al limite delle forze. I corpi degli uccisi vengono consegnati alle famiglie che in fretta devono preparare il funerale, la processione verso il cimitero, il rito della sepoltura. Tutto rigorosamente al maschile, sono gli uomini a seppellire, le donne ad aspettare il ritorno dal cimitero, anche se in Palestina la rottura della tradizione è sempre più evidente.
soprattutto là dove la morte arriva in fretta e sono talvolta le madri che portano il feretro del figlio ucciso dai soldati israeliani, soprattutto nel nord della Cisgiordania. La foto di Sali, avvolta nel telo di cotone, segna ancora l'inizio della guerra su Gaza. Allora non era immaginabile che l'incubo sarebbe passato anche dall'impossibilità di piangere la morte, di rendere un pietoso ossequio. Subito diventata virale nell'agorà digitale, l'immagine di Sali e di sua zia Inas è stata poi premiata come lo scatto dell'anno 2024 dal World Press Photo. L'icona inverata del ciclo silenzioso del dolore, un'immagine davanti alla quale inchinarsi, come in un tempio. Palestinese e di Gaza era Sali. Di Gaza è anche colui che ha scattato la foto, come poi ha immortalato con la stessa delicatezza altri visi, corpi, salme, smorfie di dolore infinito. Il suo nome, bisogna ricordarlo, è Mohammed Salem, classe 1985, nato poco prima della prima intifada e della creazione di Hamas. Fotografo di punta dell'agenzia Reuters, un professionista come gli altri giornalisti palestinesi di Gaza che hanno sacrificato salute, vita, esistenze per rendere testimonianza dell'indicibile, a cui renderemo il dovuto omaggio sabato con il premio dedicato a Tiziano Terzani, un giornalista altrettanto coraggioso che le guerre, ahimè, le aveva testimoniate, mai da posizione neutrale, diceva. La pietà di Gaza è il simbolo di ciò che non si vede oltre il Mediterraneo, da Oriente verso Occidente, da noi, i corpi delle decine di migliaia dei palestinesi di Gaza uccisi, evanescenti, invisibili, se non fosse proprio per i corpi, appunto, avvolti nei sudari, che hanno riempito, dopo le stragi compiute dall'esercito israeliano e dai suoi droni, le strade di Gaza già ingombre di macerie, i cortili delle scuole divenute prima rifugio e poi improvvisati obitori. Sono proprio i sudari di Gaza il segno, il simbolo di corpi che non vediamo, della fisicità della guerra, come un sussurro, come un suono flebile, fragile eppure costante, come note bianche sul pentagramma del nostro presente. Tutto in modo sorprendente si è infatti concentrato proprio su quei pezzi di tessuto subito scomparsi. Nell'ottobre 2023 è sparita immediatamente la mussola, il telo tradizionale per la sepoltura che si andava a comprare al mercato subito dopo la morte del parente, i kafan, i teli bianchi di cotone o il più economico tessuto sintetico sono stati i primi a scomparire dalle bancarelle, dai negozi. Era già successo nelle precedenti guerre, non solo a Gaza, tanto che i kafan e la cura dei defunti erano stati impressi in pagine fulminanti per la loro bellezza, come quelle di Sinan Antoun, poeta, scrittore e studioso iracheno di levatura internazionale, ahimè non ancora tradotte in italiano, o le pagine colme di ironia struggente di Ahmed Massoud, drammaturgo palestinese di Gaza, lui a Londra a piangere i suoi cari, compreso il suo amatissimo fratello, uccisi durante il genocidio di Gaza. La scomparsa dei sudari, in questa misura rapidissima ed enorme, è stato il primo segno che tutto era diverso, più rapido, più violento, incommensurabile rispetto alle precedenti 4 guerre israeliane su Gaza, dal 2009 fino ad oggi. È stato lo stesso incedere del genocidio di Gaza a seguire il colore dei sudari, che sono cambiati con la progressione, l'intensità dei bombardamenti. Spariti i kafan, ci si è affidati ai lenzuoli e poi alle body bag bianche o nere, quelle di plastica, e ai sudari di fortuna, e di seguito è comparso il blu elettrico delle body bag in cui gli israeliani hanno messo le salme prese dai cimiteri palestinesi, portate al di là della frontiera e dopo un esame riportate dai camion dentro la striscia, senza nome, senza date, senza alcun dettaglio. Volevano capire se vi fossero alcuni degli ostaggi israeliani tra le salme nei cimiteri. Ora quelle salme nelle body bag blu sono in fosse comuni. E poi anche la plastica è finita. I morti sono stati avvolti nelle coperte sintetiche made in China.
Le coperte, per chi conosce il mondo arabo, le coperte spesse, tipiche di tutta la regione, color crema e rosso acceso, color crema e azzurro acceso, grandi fantasie, grandi fiori. Sulle coperte però è difficile, impossibile persino dare nome ai defunti. Sui teli di cotone o di plastica era almeno possibile scrivere l'identità dei morti con un pennarello, in fretta, un sudario dopo l'altro, oppure una definizione anodina come sconosciuto, uomo, sconosciuta, bambina, scritte come monumenti al civile ignoto, perché la storia dei sudari riguarda i civili di Gaza. I miliziani delle diverse brigate, comprese Al-Qassam, l'ala militare di Hamas, hanno celebrato i funerali degli uomini in armi durante il cessate il fuoco, come è stato subito mostrato dal 19 gennaio 2025 in poi. Il cessate il fuoco rotto da Israele 2 mesi dopo, il 18 marzo. Non servono bare, non servono casse di legno che pure vengono usate e scoperte per trasportare le salme. A Gaza non c'è tempo da perdere, si viene uccisi, si muore e i corpi vengono rapidamente lavati quando c'era ancora acqua da poter usare e avvolti, spesso avvoltolati nei sudari, se possibile seguendo il rito islamico di composizione della salma che si riassume in pochi, necessari, obbligatori passaggi di cura preziosa. Per preparare la persona defunta alla sepoltura bisogna lavare il suo corpo, profumarlo con gli oli essenziali, per esempio canfora, aloe, avvolgerlo in un sudario, pregare per lui o lei e seppellire la salma. Sono le regole della cura e sepoltura dei defunti, codificate da secoli e secoli, a testimonianza della sacralità del corpo. Nella terra desolata di Gaza sono regole impossibili da seguire per i morti, ma che per proprietà transitiva non si applicano neanche ai vivi. Non c'è acqua, non c'è cura per gli uni così indissolubilmente legati agli altri, i morti e i vivi, tanto da dar luogo a una danza macabra, dolorosamente contemporanea, vivi e morti assieme in una processione funeraria in cui fisicamente bare e uomini in armi, sudari e madri dolorose riempiono l'intero spazio della guerra. E come nelle più classiche rappresentazioni iconografiche della danza macabra, la coreografia mette insieme morti e vivi, salvati e massacrati. I bombardamenti a tappeto degli israeliani che hanno sostanzialmente azzerato edifici e urbanistica di Gaza hanno reso la striscia di Gaza, un cimitero in mezzo alle cui tombe ballano come ologrammi militari e politici, presidenti e monarchi, opinioni pubbliche e immobiliaristi, giuristi e inquirenti, droni militari e l'agorà dei social. Chi tra i morti ha potuto avere dei funerali comunque frettolosi per non mettere a rischio i vivi, ha conservato il proprio corpo, seppur mutilato e violato. Ha conservato un simulacro attraverso cui i familiari possono sapere che il distacco è reale. Così non è per quelle almeno 10.000 anime che rimangono sotto tonnellate, milioni di tonnellate di cemento e ferro, seppelliti sotto le macerie nel cimitero di 365 km quadrati che è la Striscia. Quelle macerie non hanno alcuna pietà, quella pietà al contrario che segna in modo meraviglioso il cretto, il sudario di cemento immaginato dal genio di Alberto Burri per dare memoria alla Gibellina distrutta dal terremoto del Belice del gennaio 1968, distrutta dal terremoto, non certo per mano degli esseri umani, carnefici volontari. Burri raccoglie i pezzi di corpo della città di Gibellina, raccoglie cioè le macerie delle case, le ricompone, compattandole con reti metalliche, ricostruisce gli edifici attraverso le macerie compattate, le copre con un sudario di cemento. Il corpo della città viene così contenuto proprio nella sindone, nel lenzuolo funebre che copre alla vista il corpo e allo stesso tempo dà alla città
la compiutezza originaria e che sia programmaticamente un sudario. Lo dicono le pieghe nel cemento, le pieghe del telo funebre, che segnano come un incedere le pareti verticali che chiudono le case e tracciano le vecchie strade, la mappa delle Gerusalemme, bello questo lapsus, della Gerusalemme antica, della Gibellina antica. Compiutezza e memoria. Burri compone qualcosa di riconoscibile, cioè la colata di cemento, per conservare memoria di ciò che è stato distrutto, seppure non dalla guerra, dagli esseri umani, bensì dal non umano. Ridà vita e dignità alla città di Gibellina e ai suoi abitanti, ai suoi cittadini. Nulla di tutto questo è a Gaza, nella striscia di Gaza, da nord a sud, in cui le macerie sono non solo distruzione, ma il risultato di un tentativo di annientamento, di cancellazione. Tanto rapido e violento è stato il tentativo di annientamento che da subito, appunto, e fin dall'inizio, sono spariti proprio i teli per avvolgere i corpi. Quegli stessi teli che nella tradizione cristiana sono addirittura oggetto di venerazione. È la sacra sindone conservata a Torino, che in un mistero irrisolto continua a mostrare l'impronta del corpo di Gesù, del suo sangue, delle sue torture. L'impronta storica del corpo del divino. Per una cultura popolare come la nostra, in cui è proprio un sudario uno degli oggetti più venerati dai fedeli in Cristo, i teli funerari di Gaza rendono la sofferenza molto più vicina. Ricordano cioè la sindone come l'impronta della sofferenza, o anche il Cristo fragile e umanissimo, parole di Tommaso Montanari, che non ha neanche la forza di sbendarsi in un rilievo di Donatello nella Basilica di San Lorenzo a Firenze. Sono questi gli esempi che legano di più i sudari di Gaza alla nostra tradizione e non sono certo, insomma, i sudari dei grandi ritratti del risorto. Non è neanche un sudario che io amo moltissimo, quello divenuto toga che il Cristo di Piero della Francesca nella resurrezione di San Sepolcro indossa dopo essere uscito dalla tomba, sudario che da candido diviene rosa, rossastro, segno di potere e di vittoria. È forse ancora di più il mantello della Maddalena di Girolamo Saboldo, la Maddalena che va al sepolcro, proprio quel sepolcro in cui non troverà il corpo di Cristo, coperta da un manto candido, ampio, lungo fino a terra come un chador. La Maddalena ha solo il suo volto scoperto, come se quel manto fosse protezione. Per Tommaso Montanari è il sudario di Gesù, e lo cito. La piega in bella vista c'è proprio perché il Vangelo dice che lo trovarono piegato. Gesù se n'è andato e Maddalena prende quel sudario che ne aveva accolto e cullato il corpo martoriato e se lo mette addosso, se ne cinge, ci scompare dentro con una tenerezza, una nostalgia, una malinconia senza fine. La stessa tenerezza, la stessa nostalgia, lo aggiungo io, che dovremmo provare per ognuno di quei corpi martoriati che a Gaza sono stati avvolti nei sudari, che da candidi sono divenuti subito rossi di sangue. Tenerezza, nostalgia, empatia, come indossare su di noi lo stesso dolore e riconoscere nei teli e nei nomi il volume della vita delle vittime palestinesi, i loro nomi. Dare nome, dunque corpo a un corpo da seppellire, dare nome, dunque una possibilità di preghiera, dare nome e raccontare un amore. Mio marito, il mio innamorato, era scritto su uno dei sudari, come raccontato in questo anno e mezzo dai testimoni ai giornalisti palestinesi. L'ultima lettera affidata alla terra assieme al compagno di una vita, mentre quella vita trascorsa insieme rimane impressa nelle macerie della loro casa. Oppure dare nome per l'ultima volta a chi ha ricevuto quel nome, scrivere cioè il nome di un figlio sul sudario che lo contiene, Ahmed, steso su una panchina del cortile di un ospedale, e i genitori seduti alla testa e ai piedi in una postura da angeli che osservano il sudario e la scritta con il pennarello. Loro, che nella tradizione araba al nome del figlio sono
legati indissolubilmente. Abu Ahmed, il padre di Ahmed, Ahmed, la madre di Ahmed, dare nome e poi portare via le caramelle di corsa tra un bombardamento e l'altro, spesso a braccia o sui carretti trascinati dagli asini. In quel nominare, in quel riconoscere, è concentrato il tentativo tenace di conservare la dignità almeno dei morti, tanti, padri e madri, figli e figlie, intere famiglie le cui anime sono state spazzate via nello spazio di un attimo e con loro un pezzo dell'anagrafe di un popolo, dei nomi di un popolo, tra le macerie sotto le quali ci sono sepolti senza rito alcuno. Ciò che resta di una comunità prova a non perdere il legame con i cari e con la storia nella terra desolata. Comincia tu che riprendo fiato. Sì. Beh, non era facile ascoltarti senza commuoversi e senza chiedersi se questa commozione non possa in qualche modo trasformarsi in un'azione. Ci sentiamo tutti terribilmente impotenti. Avete visto mentre io parlavo 2 volte un logo e una scritta Ultimo giorno di Gaza. Con Paola e con un gruppo di amiche e di amici, Michaela Frulli, Evelina Sant'Angelo, Giuseppe Mazza, Francesco Pallante, ma poi ci sono Claudio Durastanti, e poi ci sono aggiunti tantissime persone, note, meno note. Abbiamo pensato che dopodomani, il 9, che è il giorno dell'Europa, e che è il giorno dell'Europa perché è la fine della guerra e la sconfitta del fascismo e del nazismo, dovessimo parlare di Gaza, perché nessuna Europa è possibile senza Gaza, senza questa grande città del Mediterraneo, che viene devastata, cancellata nel modo in cui abbiamo appena sentito, soprattutto per una ragione, perché mentre in altri casi a distruggere sono potenze, sono governi, sono paesi lontani o nemici, non ci sono popoli nemici, ma ci possono essere governi nemici. In quel caso il governo, il paese, lo Stato che sta facendo tutto questo è un alleato dell'Italia, è un alleato strutturale, stretto dell'Europa. E se i governi non parlano, il presidente francese e il nuovo cancelliere hanno scritto un testo che è uscito oggi, un nuovo slancio per l'Europa, non c'è lo spazio nemmeno per mezza parola su Gaza, non viene mai nominata. Allora forse noi, cittadine e cittadini dell'Europa, dobbiamo prendere la parola in prima persona per dire, se non altro, non nel mio nome, perché crediamo che alla nostra generazione questo verrà chiesto. Io non so se nel nostro tempo succederà qualcosa di altrettanto spaventoso nel quale noi potremmo avere un ruolo, perché il nostro paese, i nostri paesi potrebbero fare moltissime cose. Per esempio dare corso alle richieste della Corte Penale Internazionale. Per esempio fare politica. Per esempio fare politica. Paola. Per esempio fare politica. È difficile fare politica, sì, per l'Europa sì, in Israele e Palestina e in generale per il Medio Oriente. Io ho spesso scritto che l'Europa ha fatto l'ufficiale pagatore. Ha calmierato la rabbia, per esempio, dei palestinesi che volevano avere non solo uno Stato, ma non volevano vedere espropriate le proprie terre in Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est. Abbiamo pagato come Europa l'ONU per aiutare i palestinesi, per dare quei pacchi di farina, riso e altri generi alimentari a Gaza. Israele non ha mai pagato il cibo per i palestinesi o l'acqua per i palestinesi o l'elettricità per i palestinesi, è sempre stata la comunità internazionale a pagarlo, l'ONU, l'Europa, ma l'Europa ancora di più, perché l'Europa non ha messo assieme umanitario e politica, ha fatto solamente umanitario ed è stata acquiescente nei confronti di chi faceva politica, gli Stati Uniti, in parte la Russia, ahimè in alcune zone del cosiddetto Medio Oriente, dell'Asia sud-occidentale, e
di chi faceva la politica a livello regionale, la Turchia che ha tenuto i migranti alle porte dell'Europa, così non li abbiamo visti e gli scartati non sono stati visibili fuori dalla porta. e abbiamo dato tanti miliardi per questo, oppure l'Arabia Saudita, oppure l'Iran, tanti paesi attorno. L'Europa non c'è mai stata nonostante una richiesta fortissima di un'Europa post-coloniale, non certo dell'Europa dell'imperialismo e del colonialismo, che mi è stata rivolta tante volte da Gaza a Tel Aviv. E la domanda era perché voi non ci siete, perché non fate da elemento terzo, non neutrale, ma almeno da altro elemento all'interno di una partita politica più grande. Noi non ci siamo mai stati in questi decenni ed è anche il motivo per cui, e l'ho scritto, per questo lo ridico qua, io in piazza il 15 marzo non c'ero, proprio perché quell'Europa in cui ho sempre creduto non c'era in quella piazza perché non c'era Gaza. Perché Gaza è così importante per noi? Perché Gaza incarna tutto ciò su cui abbiamo costruito la nostra, virgolette, identità, non mi piace l'identità come non piaceva Edward Said, non mi piace la parola identità, ma su cui abbiamo costruito un'idea di essere europei, diritti, uguaglianza, regole, difesa delle regole, obbedienza alle regole. E tutto questo a Gaza scompare, a Gaza c'è un genocidio, c'è l'impunità, non ci sono regole che tengono, non c'è nemmeno un mandato di cattura che possa arrestare dei sospetti criminali di guerra. E allora che cos'è questa Europa? Che cos'è questa Europa, Tom? La cosa che fa più impressione è quanto Gaza sia una città nostra, perché nostra come italiani, che siamo affondati nel Mediterraneo, come cristiani, una scuola patristica, una scuola teologica dei primi secoli è la scuola di Gaza. Ho scritto che qualche giorno fa, mentre ero da rettore in una non entusiasmante cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario contabile, mi sono intrattenuto a guardare un grande arazzo fiorentino del primo Seicento e non riuscivo a capire l'iconografia, mi sono sentito molto in colpa. Poi a un certo punto, strani giochi del cervello, ho capito. Era un uomo eroico, un eroe biblico evidentemente, o classico, che aveva sulle spalle due grandi porte che aveva sradicato. Sansone con le porte di Gaza. È un episodio della Bibbia che era così ovvio per la famiglia Medici e per gli artisti del primo Seicento a Firenze da farne il soggetto centrale di un grande arazzo che poi è rimasto trascurato come quei segni del patrimonio che non leggiamo più. Nei nostri palazzi civili c'è Gaza attraverso la nostra, usiamo questa parola di cui nessun uso è presentabile, diceva Tony Judd, identità. Usiamola, perché se la usiamo, Gaza è dentro, non è fuori. Cioè siamo noi, davvero, siamo noi storicamente. E allora perché è tollerabile che muoiano senza nemmeno più un pezzo di stoffa in cui metterli? Per lo scarto, perché ci siamo noi oggi e c'è qualcosa che è fuori di noi. Ci sono gli umani di serie A e gli umani di serie B. C'è qualcosa che io non so chiamare se non razzismo, suprematismo. C'è l'idea che siamo proprietari della storia. È un'idea profondamente coloniale. Per questo diciamo che parlare di Gaza, pensare a Gaza significa decolonizzarci, cioè significa cambiare sguardo, significa dismettere lo sguardo del dominatore e provare ad assumere lo sguardo umano. Vorrei dire lo sguardo mediterraneo, vogliamo parlare di identità. Tra le tante identità ce n'è una che è fatta di un mare che non è un muro. Beh, è vero che noi stiamo trasformando in un cimitero, ma non è un muro, è una strada. Non lo è mai stato, c'è stata anche una lingua che è stata creata proprio da chi quel mare, il Sabir, da chi quel mare lo percorreva come commercianti, mercanti, marinai. È sempre stato unito come mare, un mare difficile, non un mare semplice. Però, insomma, ci siamo anche abbeverati a libri che ci hanno insegnato che quel mare è fatto di mare, è fatto delle coste, è fatto della vegetazione lungo le coste. Insomma, Brodel ci ha insegnato forse
quello che dobbiamo sapere sul Mediterraneo. Eppure ce lo siamo dimenticato, anche in questo c'è una sorta di amnesia collettiva di ciò che eravamo prima. E la questione del dominio è, vabbè, ne abbiamo parlato tante volte con Tommaso, ma la questione del dominio nasconde la questione dell'appartenenza, cioè di far parte di un sistema, non di dominarlo, non di possederlo, non di esserne proprietario, ma di essere uno degli elementi di un sistema. E se si fa questo paragone con un sistema, con un corpo, si capisce che è tutto legato, che questo corpo senza altri elementi non funziona, non funziona bene, s'ammala, muore. E Gaza fa parte di questo sistema, Gaza fa parte del corpo mediterraneo, a parte che Gaza fa parte del genere umano, ma e non solo, anche del non umano. Ma se noi leviamo questo braccio o questa gamba da questo corpo, il resto del corpo muore, non è che il resto del corpo si salva, perché se non difendiamo i diritti di uno non difendiamo i nostri diritti. E era così evidente quando vivevo a Gerusalemme che vedere i diritti negati lì nel Mediterraneo orientale immediatamente mi faceva pensare che si sarebbero subito sviliti e sarebbero morti, o almeno si sarebbero ammalati da noi. E questo è successo in pochi anni, non in tanti anni, no? In pochi anni. Avrete letto, molti di voi immagino, il bellissimo libro di Paola sul gelso di Gerusalemme. Oggi, arrivando a Udine, Paola mi ha detto: sai che a Udine c'è un gelso antico? E allora, oggi pomeriggio, prima di venire qua, siamo andati in pellegrinaggio nei giardini del Patriarcato, insomma, davanti al mio Tiepolo. E io, quando sono venuto qua a studiare Tiepolo, a girare una serie per la Rai su Tiepolo, non avevo degnato di uno sguardo il gelso, naturalmente. E Paola invece mi ha aperto gli occhi e siamo stati lì a guardare il gelso di Udine pensando al gelso di Gerusalemme e pensando a quanto parliamo di noi stessi, di carne della nostra carne, parliamo dei nostri alberi, dei nostri paesaggi, parliamo di una continuità, non di una separatezza. E come dice Paola, questo non vorrebbe dire perché l'umanità e l'umano andrebbe difeso anche agli antipodi, ma in questo caso è spaventosa l'idea che possiamo tacere perché non ci riguarda. Quando ognuna di quelle foglie del non umano di cui parla Paola, di quelle pietre o della storia o del patrimonio culturale, in questo momento in Francia, a Parigi, c'è una mostra delle opere d'arte del patrimonio culturale di Gaza che prima del disastro erano state affidate in altre mani perché si salvasse. Sono in Svizzera, ora è esposto a Parigi, speriamo che inshallah arrivi anche in Italia. E quando si vedono queste Stay cose, tuned. esatto, quando si vedono queste cose, insomma, ognuno di quegli oggetti parla della nostra storia, non di un'altra storia. Di una storia lunga 5.000 anni, non è un caso che la mostra di Parigi all'Institut du Monde Arabe si intitoli 5.000 anni di Gaza, perché è una storia che ci siamo dimenticati, questo per responsabilità anche di noi giornalisti, grande responsabilità di noi giornalisti, che non abbiamo raccontato la questione israelo-palestinese negli ultimi 20 anni e adesso dobbiamo recuperare di gran corsa, aver nascosto questa storia, averla marginalizzata, perché c'erano anche cose molto importanti, la Siria, l'Iraq, tutto quello che è successo nella regione araba, che è stato pesante, lo Yemen di cui ci dimentichiamo, un altro pezzo della nostra storia anche artistica e culturale, fa sì che adesso quegli invisibili che erano veramente invisibili anche prima del 7 ottobre lo siano ancora di più e li stiamo scoprendo, li state scoprendo pian piano. Perché vi manca questa, vi dico mi manca perché io per fortuna ho avuto la fortuna, l'onore, il privilegio di vedere Gaza, di andare a Gaza più volte, non tantissime volte, ma più volte ci sono andata, non tantissime volte come altri amici e colleghi giornalisti. Però appunto in questo tempo così breve come si fa a recuperare il tempo perduto, cioè il tempo della storia, il tempo di quell'appartenenza al Mediterraneo? Faccio la domanda però al storico dell'arte in questo caso. Tu dicevi dei giornalisti, beh, io allora parlerò un po' male dei professori perché, come dire, le corporazioni vanno criticate dall'interno. Quando io sono rettore di un'università per stranieri, cioè di un'università che nasce
per insegnare la lingua e la cultura italiana agli stranieri, e poi per fortuna si rende conto che questo era un filo colonialista e quindi abbiamo cominciato a insegnare le lingue e le culture degli altri agli italiani, cercando di insegnare le cose a vicenda. E le lingue e le culture. Quando sono diventato rettore ci si aspetta che i rettori promuovano il loro settore, quindi tutti si aspettavano che io avrei promosso la storia dell'arte, l'ho fatto, ma ho voluto una cattedra di storia dell'arte islamica, scoprendo che in Italia, in tutte le università italiane, sono 86 le università italiane, quelle vere, poi ci sono le telematiche, ma quelle non sono università, ci sono 5, forse 6 insegnamenti di storia dell'arte islamica. In Francia mi sa che ce ne sono di più, Beh, c'è un'altra storia, Anche nel Regno non una Unito. storia sempre di incontri. Coloniale. Certo, però una storia coloniale che, come spesso succede, poi si traduce in una storia di conoscenza, che percorre i canali della violenza fecondandoli con la conoscenza, perché ormai quella storia c'è stata. Allora io mi chiedo quanto nell'università e nella scuola italiana dovremmo coltivare la conoscenza dell'altro. Virginia Woolf, che io amo molto perché è un faro, perché è una scartata in quanto donna, un outsider e che vedeva lontano, quando si immagina l'università del futuro dice: io non vorrei un'università che insegna a uccidere, a accumulare capitale, a governare, a essere competitivi, ma vorrei un'università che insegni a comprendere l'altro, che vuol dire conoscerlo intellettualmente ma anche comprenderlo, cioè averlo dentro e capire che ce l'hai dentro. E quando io leggo, l'ho citato nella Lezio, che qualcuno, facciamo anche il nome, Ernesto Gali della Loggia, come coordinatore del gruppo che scrive le indicazioni nazionali per la scuola, scrive solo l'Occidente conosce la storia e poi aggiunge e questa è la ragione per cui abbiamo avuto un dominio innanzitutto culturale. Maria D'Agostino, che è una linguista palermitana molto brava, ha detto, dopo la frase solo l'Occidente conosce la storia, rimane solo una cosa, mettersi l'elmetto. Allora, come possiamo pensare che in questo momento storico diciamo ai nostri figli studiate solo l'Occidente, guardatevi allo specchio, nel grande narcisismo dei dominatori del mondo? Ora dovremmo aprire tutto, dovremmo dare gli strumenti della conoscenza, dovremmo studiare l'arabo, dovremmo studiare l'ebraico, dovremmo, come dire... Recuperare la geografia araba, Certo. recuperare l'astronomia araba, recuperare il fatto che la matematica si fonda sui matematici arabi, che algebra è dal nome di colui che ha fondato l'algebra, Al-Jazeera. Magari ricordare la storia, forse bisognerebbe studiarla la storia. Che la prima attestazione della pasta, i vermicelli, si trova in Italia in un testo arabo siciliano, perché gli arabi di Sicilia sono parte della storia italiana, siamo noi, non sono altri. Che la poesia italiana è nata dai poeti arabi di Sicilia e questo lo si dimentica spesso. C'è una meravigliosa antologia curata da Francesca Maria Corrao, la figlia di Ludovico Corrao, quella che diede ad Alberto Burri la possibilità di fare il cretto di Burri, a proposito. Tutto si tiene. Non so se vogliamo passare alle domande, non lo so. Noi continuiamo, siamo noi possiamo in grado di intrattenervi finché non eleggono il Papa, ma temo che sia lunga. Ma a proposito, si sa qualcosa dalla Sistina? Stanno ancora lì? Sì? C'è nessuna fumata? Grigia? Cioè mezzo papa, cosa grigia? Ci sono delle domande? Se ci sono, Capisco che sono state 2 lecture piuttosto impegnative. Non abbiamo parlato di rose. Avremmo potuto parlare del Festival delle Rose che si faceva a Gaza nei primi secoli, perché quella scuola patristica di cui parlava Tommaso, come succedeva in tutte le scuole, non era fatta solamente da teologi, ma quei teologi erano anche poeti, facevano le gare di poesia, soprattutto nelle feste delle rose. Quindi c'erano rose a Gaza. Fiorirà il deserto, no? Veramente il deserto era già fiorito da un pezzo, però da molti secoli. Aveva altri tipi di alberi. A proposito della storia del non umano e dell'umano che si intrecciano, anche in questo Papa Francesco è stato
capace di uno sguardo profetico. La Laudato Si, non solo per i credenti, direi per certi versi perfino ancora di più per i non credenti, è stata una rivelazione. Oggi sull'Avvenire c'è una bellissima intervista a una monaca teologa 81enne che parlava del Papa in termini lucidi, dicendo da una parte la persona, l'essere umano straordinario che era, raccontava che dopo aver lei fatto delle riflessioni teologiche di fronte ai cardinali e al Papa, il Papa le ha detto delle cose che io non ho mai sospettato. E poi le ha chiesto, ha un desiderio? E lei ha detto, la prima cosa che mi è venuta in mente è la consolazione per una mamma che aveva da pochissimo perso il figlio in un incidente di macchina. E il Papa lì le ha chiesto il nome e il numero di telefono e le ha telefonato in quel momento. E questa monaca dice, il Papa era questa cosa qui, naturalmente poi aveva dei limiti confessati candidamente, i limiti della costruire un'azione di governo strutturata, perché ha scelto di non essere un uomo di amministrazione, un uomo di macchina, un uomo di governo, ma ha scelto di mostrare una strada. La Laudato Si è uno dei momenti più alti da questo punto di vista, in cui lui ha parlato dell'uomo come non il padrone, ritornando sulla Genesi, in cui c'è l'affidamento del giardino del creato Adamo ed Eva, e dicendo ma quell'affidamento era un affidamento per i custodi, per chi doveva custodire, non per chi doveva possedere. E guardate, è la stessa idea della Costituzione della Repubblica Italiana laica, che dice tutela il paesaggio e il patrimonio. Tutela viene da tueor, lo stesso verbo latino da cui viene tutore, cioè chi non è il padrone del minore, ma chi lo custodisce senza possederlo. E quella enciclica è il più importante documento di giustizia climatica e di giustizia sociale. Cioè il Papa ha detto le due cose non sono separabili. L'ha citato anche Amitav Ghosh. L'umano e il non umano. Amitav Ghosh lo ha citato perché era molto affascinato da questa capacità di Papa Francesco di, appunto, di guardare in maniera non occidentale E dunque non di dominio, e dunque non di dominio. non antropocentriche. No, no. Questa cosa io credo che sia la lezione più urgente in questo momento, e cioè che il dominio, il possesso del maschio sulla femmina, perché guardate la nostra, mi dispiace per il ministro Valditara che non lo vede, il patriarcato, ma George Orwell diceva ci vuole uno sforzo costante per vedere ciò che abbiamo proprio sotto il naso, ecco, questo è il caso. No, ma è quello che dice anche la monaca a Papa Francesco, quando Papa Francesco dice ha detto cose che io non avrei sospettato, perché Certo. c'è troppo di maschio dentro la Chiesa e c'è poco ascolto di quanto nella Chiesa c'è di donna, di riflessione delle teologhe, non solo delle teologhe. Certo, proprio una teologia non del possesso, che è una cosa, lo dico da maschio, è una cosa tipicamente maschile. Allora l'idea di cominciare a smontare da lì, non il dominio e il possesso dentro la coppia, non il dominio e il possesso dell'umano sul non umano, dell'uomo sulla natura, sugli animali, non il possesso di un popolo su un altro popolo, non il possesso dell'Occidente sul resto del mondo, non sono cose separate. Ma neanche la cosa del 9 maggio. Perché anche... Spieghiamola un po'. sì, perché questa cosa nasce proprio dall'idea del non avere una regia, un palco, un leader, una persona di riferimento, ma è l'idea di dire qualcosa anche chi non pensa di non avere voce, pensa di non riuscire a esprimere l'inadeguatezza nei confronti di Gaza, la sofferenza nei confronti di Gaza, e si affida a chi potrebbe dirlo. Invece l'idea di prendere finalmente, fare un grande respiro e finalmente dire qualcosa anche di sussurrato, che è una parola che ci piace molto, vuol dire anche lanciare un messaggio forte ai decisori, a chi dovrebbe prendere posizione e fare politica su Gaza. E credo che la risposta che abbiamo avuto in questi 10 giorni, noi abbiamo fatto credo la prima riunione meno di un mese fa. Molto meno. Meno di un mese fa.
Abbiamo aperto 3 account social il 28 aprile. Abbiamo lanciato questa lettera che abbiamo scritto molto velocemente il 28 aprile e abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di email, messaggi, a parte i mi piace sugli account, ma appunto followers, eccetera, una risposta che non ci aspettavamo, tant'è che siamo un po' stanchi da questa fatica in attesa, è bellissima. E la richiesta era quella di avere questo filo a cui aggrapparsi. E da quel momento in poi è partita una seconda fase, cioè ci sono arrivate locandine di incontri che si svolgeranno il 9 maggio, che noi non avevamo messo nel conto, dal drone che sulla spiaggia d'Orbetello filmerà una scritta sulla battigia, che non sappiamo che scritta è peraltro, a proiezioni di film, reading di poesie, flash mob, presidi in tutti i posti più di provincia d'Italia. Questa è la cosa veramente impressionante, come se ci fosse bisogno di aprire un rubinetto e fare uscire un po' d'acqua, e a quel punto l'acqua è uscita ed è veramente una cosa che ci ha stupito. Sì, anche perché abbiamo voluto farla proprio così, senza una regia, senza un palco, senza padroni, senza leader. Noi abbiamo semplicemente scritto un testo, ma non siamo veramente nessuno. E tutte queste persone possono partecipare semplicemente dicendo quello che vogliono, dicendolo nelle piazze o dicendolo sulla rete, anche per chi non può uscire di casa. Abbiamo pensato che le persone, a proposito della connessione fra le cose, a proposito di abile e arruolato, chi è per una persona disabile, una persona malata, una persona che non può uscire di casa, può partecipare e in fondo sarà più vicina agli abitanti di Gaza che non possono uscire, più vicina di noi che ci possiamo muovere. Noi l'abbiamo pensato e una persona ci ha scritto però, Sì, dicendo grazie perché io sono disabile, almeno posso fare qualcosa. E noi non ce l'aspettavamo, l'avevamo supposto. Questo logo è a utilizzo libero, non c'è nessun copyright ed è stato fatto da un gruppo che ha al centro Giuseppe Mazza, che è uno dei promotori, che è un grande copy, si dice. È l'autore della campagna Ripudia di Emergency, per dirne Per uno. intenderci, e lui e i suoi amici si sono messi insieme e hanno deciso di provare a fare un logo, ognuno, e poi fra di loro hanno scelto il migliore. E anche questa secondo me è una storia di intelligenza collettiva, di un'intelligenza di un gruppo, non di una singola persona, ed è uscito questo terribile e meraviglioso logo che pensavamo fosse troppo quando ce l'ha proposto Giuseppe. Invece. Ultimo giorno di Gaza, un mese fa, 20 giorni fa. E invece in questi giorni glielo abbiamo detto più volte che era stato visionario, ahimè, perché gli artisti hanno un dono raro che noi giornalisti non abbiamo, parlo in casa mia, e cioè di interpretare la realtà e vederla nel profondo. Tu una volta hai detto che come si vedono i palazzi a distanza, come gli architetti vedono i palazzi alla giusta distanza. E noi giornalisti che magari ci occupiamo di cronaca, queste cose non le notiamo, ma gli artisti sì. Sì, è proprio così. L'idea che l'ultimo giorno di Gaza, che è l'hashtag che abbiamo detto di scrivere per legare tutto, semplicemente perché ci riconosciamo, ma non perché ci sia un marchio. E la cosa che ci ha sorpreso è la quantità di persone che ci hanno detto di sì, anche se nel testo noi abbiamo usato questa parola che è genocidio. Noi pensiamo che sia un genocidio, ma sappiamo anche quanto sia difficile usarla. Ogni volta che ci capita di usarla in televisione veniamo sostanzialmente aggrediti da qualcuno che ci spiega perché non si possa usare. E noi abbiamo scritto, non è obbligatorio usarla, no, naturalmente, ma non si può scomunicare chi la usa. E abbiamo detto, se volete starci, sappiate però che questa parola c'è scritta, sarà usata. Tantissime persone, anche note, ci hanno detto subito di sì. Luciana Littizzetto, Fiorella Mannoia, che non mi stupisce per nulla, una persona come Luigi Locascio, che ci ha detto io non so nemmeno cosa voglia dire hashtag, francamente, però credo che non si possa tacere, non so cosa farò quel giorno, ma qualcosa farò perché non si può tacere. Giuseppe Cederna, Tony Servillo, Carlo Rovelli, tantissime persone. Luca Guadagnino.
Luca Guadagnino, che ha detto sì, ci sto immediatamente perché è la cosa più importante ora. E poi tantissime persone che non sappiamo chi siano e che si sono volute manifestare. C'è, credo, il bisogno di prendere la parola in prima persona, in un tempo in cui non si vota più, in un tempo in cui sembra tutto inutile, in un tempo in cui politica è una parola che si stenta a pronunciare, di fronte all'enormità di quello che succede, molti sentono nascere il desiderio di dire e io c'ero. Quando mi chiederanno i miei figli e i miei nipoti, ma tu c'eri quando stavano distruggendo Gaza? C'eri al tempo del genocidio? Cosa hai detto? Credo che questo sia un rovello che sta nella testa di molti di noi. Allora è una piccola cosa, noi speriamo poi di continuare con altre piccole cose che permettano a tutti di parlare, ma facendolo così, cioè senza che nessuno possa dire è mio, senza la proprietà, senza il possesso. È uno stile banale, semplice, scontato forse, ma forse è lo stile che ci vuole. Quando i capi delle più potenti nazioni in Europa riescono a parlare dell'Europa senza dire una parola su Gaza, chi non è nessuno parla di Gaza. Gli scartati da una parte, il potere dall'altra. Forse è qua la chiave del discorso. Sì. Grazie a voi. Vorrei dire un'ultimissima cosa. Fra le persone che hanno immediatamente risposto che ci saranno, c'è anche Saskia Terzani. E questo è giusto dirlo qua, Come perché no? Tiziano Terzani su qualche cima asiatica o sull'Orsigna, questa montagna più piccola vicina a Pistoia che amava così tanto, io sono convinto che Tiziano Terzani ci sia e qua lo si sente così forte. Grazie.